E beh, comunque una bella soddisfazione, devo dire la verità, eravamo titubanti, però anche il corpo, il tenore del provvedimento che ha evidenziato come il prefetto non abbia indicato nessun tipo di misura alternativa, beh, anche quel passaggio lì è stato molto molto rilevante, sto profilo giuridico. Giustizia sportiva e non solo è stata fatta con il settore ospiti del Blue Energy Stadium durante Udinese Roma, che sarà aperto a tutti dopo la decisione iniziale del prefetto di Udine di vietare la vendita dei tagliandi ai residenti della regione Lazio. Il TAR del Friuli Venezia Giulia invece ha accolto il ricorso presentato dai tifosi della Roma e sostenuto dalla società giallorossa grazie al lavoro degli avvocati, tra cui Giovanni Adami. Abbiamo lavorato molto bene, unendo le informazioni storiche delle due tifoserie, che sono legate da un buon rapporto di amicizia, non è un gemellaggio, ma insomma si sono sempre rispettate. Abbiamo, attingendo a entrambe le fonti, recuperato foto di eventi fatti assieme, striscioni di saluto, eccetera, eccetera, e abbiamo allestito questo ricorso per dimostrare che non ci poteva essere nessun tipo di preoccupazione per l'ordine pubblico in una partita di questo tipo. Effettivamente il presidente del tribunale ha rilevato come il divieto fosse costruito su fatti antecedenti e riguardanti altri incontri calcistici, nella fattispecie Roma-Lazio. E ci ha dato ragione. Quindi in questo momento io credo che i tifosi lupacchiotti stiano acquistando i biglietti per venire in massa a Udine. Ovvia la volontà di far pesare i disordini in occasione del derby, ma altrettanto chiara l'ingiustizia che il prezzo dovessero pagarlo i tifosi che volevano esserci a Udine, tra due tifoserie che sono tra l'altro in rapporti eccellenti da sempre, non un gemellaggio, ma poco ci manca. C'era stato anche l'evento, il caso Ondica, in cui tutto lo stadio di Udine aveva fatto calare il silenzio per permettere i soccorsi, ascoltare il cuore del giocatore. Lo abbiamo citato, come abbiamo citato lo striscione di Trigoria prima di Frosinone Udinese e di Empoli Roma, dove i tifosi della Roma hanno scritto vincete per noi e per i nostri amici friulani, ma addirittura abbiamo recuperato delle testimonianze di metà degli anni 90, quindi per dimostrare come queste tifoserie non possano assolutamente né venire a contatto né fischiarsi e nemmeno sfottersi.